fine a Lucio Redivo. Qui intanto rimessa Perkins per Visconti che prende il tiro da 3 punti. E anche qui si addormenta Nick Perkins, gran palla di Mitru Long. E risistema i compagni e chiama lo schema, nessuno però chiude, allora Mitru Long va fino in fondo, sbaglia e poi arriva a correggere Christian Burns. No, non una palla proprio precisa, arriva alla seconda persa di Ebois dall'altra parte. Clark questa volta è bravo perché si protegge con l'aiuto del ferro. E intanto attacca addirittura 3 contro 0 il contropiede della Germania. Morbido il 30-26. Ora Josh Perkins alza per Mattia Udom. In questo secondo quarto per Brindisi che sta facendo molta fatica. Ecco qui Brindisi però si dimentica totalmente Mitru Long. Rigore senza portiere che consegna a Jeremy Chappell. Cerca lo scambio ma ci mette una mano quella piovra che è John Petruccelli. Ruba, va fino in fondo con la mancina. Lavora sui blocchi e poi riceve in punta Petruccelli che vuole attaccare, va fino in fondo, gran scarico per Gabriel, taglio perfetto e poi affonda le mani nel canestro. Il caos sul parquet, Redivo con spazio da 3 punti, segna Redivo, quinta bomba per la Epic Casa. Tanto Della Valle fa saltare Gaspard, appoggia al tabellone e fa esplodere il Pala Leonessa, pesca il Jolly, un gioco di prestigio. Anche dentro e fuori il suo tiro, ora è l'attacco di Brescia che si è un po' fermato, Clark dall'altra parte sbaglia, ma arriva Nathan Adrian a pulire tutto, la schiacciata per il prodotto dei Mountaineers per gestire l'attacco. Mitolong poi va da Della Valle, difesa a zona, sembra quasi per Brindisi e subito bucata dalla tripla di Kenny Gabriel. Altro tiro da 3 punti e altro palo per lui, poi la palla no look di Josh per Nick Perkins, ma Petruccelli come Batman arriva dal nulla, cancella il tiro e poi arriva anche il recupero. Ora finisce qui Lee Moore per Kenny Gabriel che non si accontenta, prende anche questo tiro contro la panchina, davanti alla panchina di Brindisi, è il canestro del +22 dell'88-66.